È uno degli ingredienti che caratterizza la pizza margherita. La vera pizza margherita vuole l'origano. A me non piace, ma insomma, al di là di questo, non mi piace l'origano, non sia mai per la pizza. L'origano ha altre proprietà che me lo possono rendere più simpatico. Ad illustrarmele, come sempre, Valentina. Sì, come tutte le piante appartenenti alla famiglia delle labiate che abbiamo visto, l'origano è ottimo per le sue proprietà digestive, quindi per favorire la digestione, per alleviare i sensi di gonfiore, quindi viene sfruttato proprio questa sua caratteristica sia nei piatti in cui viene utilizzato, ma anche per allestire tisane, ottime tisane dopo pasto. Contiene numerose sostanze che sono state valutate da numerosi studi in vitro e in vivo ad azione disinfettante, antisettica. Si è visto tra l'altro che è anche abbastanza selettivo nella sua azione antisettica, nel senso che sembra distruggere i batteri cosiddetti cattivi, gram positivi, gram negativi, salvaguardando quelli che invece sono i batteri buoni della nostra flora batterica intestinale. Sembra anche abbia un'ottima azione contro il temutissimo Helicobacter pylori, responsabile della ulcere, gastrite, esatto. E anche un'azione notevole nei confronti della Candida albicans e della Giardia lamblia, che è invece un parassita intestinale. Viene ricordato anche per le sue proprietà cicatrizzanti, proprio insieme all'azione antisettica nei confronti di ferite, ulcere, piaghe. Un ottimo rimedio anche per tutte le problematiche relative a stati influenzali, raffreddori, quindi naso chiuso, ottimi suffumigi a base di un olio essenziale estratto dall'origano, in questo caso dalla pianta intera, essendo estratto dalla pianta intera anche un colore giallo rossiccio dovuto alla colorazione dei suoi fiori, che un tempo venivano usati anche per la decorazione nelle composizioni floreali. Direi che grosso modo abbiamo visto un po' i tratti essenziali nell'uso fitoterapico dell'origano. E allora non limitatevi a metterlo sulla pizza fatta in casa, ma assumetelo secondo i consigli di Valentina. Allora, io ringrazio sempre che esistano degli attimi di fuori onda, perché ho appena scoperto una cosa agghiacciante. Poi continuiamo a parlare delle nostre piantine. Sauro, rimaneggia pure il lavoro che hai preso in mano poco fa. Ecco, che cos'è questo affare? Queste qui sono il terreno lavorato dei lombrichi, chiamiamole così. Il lombrico va sottoterra, si solleva e per uscire c'è molta più umidità, quindi si alza, cerca di alzare i suoi cunicoli e durante il suo movimento, la sua lavorazione, fa fuoriuscire questo terreno lavorato che lui mangia, si nutre ed elimina. Ecco, allora, mangia e elimina. Ecco, quindi fate voi, io non ve lo sto a dire direttamente che cos'è, però se la logica funziona per l'essere umano, funzionerà anche per l'ombrico. Fondamentalmente cacca di lombrichi. Ma puzza, Sauro? No, assolutamente no. Che meraviglia! Bene, lasciamo i nostri lombrichi al loro alacre lavoro di digestione e passiamo all'ultima piantina. Allora, facciamo riepilogo. Lo riconoscete questo? Come no? Sì, è l'origano, lo riconosco anch'io. Questa è la maggiorana, questa non lo so. Questa è la nepetella, la Saturea calaminta o per molti mentuccia, una altra pianta spontanea, infestante di tutti i nostri prati, i nostri giardini, i nostri angoli, fossi, cresce abbondantemente, ma non lo notiamo perché, soprattutto quando non è fiorita, è una pianta quasi apparentemente insignificante. Abbondante in autunno adesso che sta... Commestibile? Commestibile, certo, molto buona, tant'è vero che in un convegno, in una conferenza, un professore di botanica farmaceutica disse a un certo punto: ma i carciofi alla mentuccia, alla romana, esisterebbero se non ci fosse stata la nepetella o mentuccia? Ecco, questa qui è
per la piantina che si mette all'interno di questi ortaggi sott'olio e che danno profumo, danno sapore molto gradevole. Pure i funghi alla nepetella, aromatizzati alla nepetella, sono fantastici, buoni e non lo sarebbero senza questa piantina qui, senza erbaccia, perché fino adesso abbiamo calpestato, abbiamo girato, però se tu onesti i piedi è abbondante. Qui la troviamo ovunque, dappertutto. Sì, meravigliosamente in ottima compagnia. Compagnia che dà proprio questa lavorazione dell'ombrico, ci arieggia il terreno e ci dà possibilità alla pianta di crescere, di sviluppare. Io continuo ad essere agghiacciata dalla lacrità del lavoro di questi animaletti. Comunque non mi ci convincete con sta cosa che vada tutto bene sto lavoro dell'ombrico. Allora, nepetella, perché l'abbiamo messa vicino all'origano e alla maggiorana? Proprio per far vedere la differenza delle foglie, che apparentemente possono sembrare simili, uguali, ma ancora notiamo bene la differenza, proprio per la nervatura, per ancora i fusti, i fusticini, la colorazione, la forma della foglia, nonché proprio il profumo stesso, ma anche il fiorellino. Sono piante che sviluppano, crescono e fioriscono in momenti differenti. La nepetella o mentuccia è presente anche in inverno, sotto la neve, sotto il ghiaccio, sotto il freddo, rimane sempre verde. Più piccolina, più alta, semmai perde qualche fogliolina, ha di qualche stelo un pochettino secco, ma è normalissimo, si mantiene sempre verde. L'origano, abbiamo detto prima, spesso se non è molto giovane tende a seccarsi e la maggiorana tante volte fatica a sopravvivere all'inverno, altre volte resiste un pochettino meglio. Ma quello che è molto differente intanto sono le nervature marcate, più o meno marcate, della nepetella rispetto agli origani che si vedono differentemente. Mi si è incastrata la nepetella in gola. Volevo far notare una cosa, dimmi se sbaglio. Dall'origano alla maggiorana si va in una scala di colore, l'origano è il più chiaro, più giallastro, la nepetella ha un colore intermedio un po' più scuro e la maggiorana è quella che è più scura. Più scura o di un verde grigiastro, insomma. Mi sembra di aver fatto una gran scoperta, Sauro, potresti mostrare un certo entusiasmo, perlomeno un po' di più di quello che hai mostrato per i lombrichi. È giustissimo, questo già è una caratteristica importante. Poi ci sono tutta una serie di varietà, di cultivar, sia dell'origano sia della maggiorana, che vanno a modificarci un pochettino la colorazione, come ancora lo stadio vegetativo della pianta, che può cambiare ancora un pochettino aspetto, però giustamente l'origano è più grigiastro, la maggiorana è più grigiastra, l'origano è di un verde un pochettino più chiaro. Ti ringrazio, grazie. Questo è un altro aspetto fondamentale importante, oltre, dopo come abbiamo detto prima, i fusti che sono diversi, diversificano fra di loro, il portamento, il caspo, l'aspetto diverso della piantina. Anche i fiorellini qui sono completamente diversi da quelli dell'origano e da quelli della maggiorana. Sono molto molto differenti e sono spesso quelli della nepetella sono più isolati, l'origano forma delle spighe e questo qui tende a formare delle infiorescenze sferiche. Questo altro aspetto fondamentale. L'origano fiorisce sempre in piena estate, come un po' la maggiorana, a seconda delle stagioni. La nepetella arriva molto tardi, nell'autunno, la sua presenza, il suo fiorellino. E poi dopo cambiano i suoi profumi, molto marcati, molto netti, molto ben distinti. Ecco che allora la nepetella è importante sì, nei sughi, ma soprattutto proprio in questi prodotti preparati confezionati per conservare nell'inverno, sott'olio, preparati sotto aceto, sono molto buoni. Ripeto ancora i carciofi, ma zucchine, melanzane e nonché i funghi ancora con la nepetella o mentuccia come chiamano alcuni in alcune regioni. Perché in effetti un po' l'odore, un po' il sapore che ricorda la menta? Ha questo aroma caratteristico che alcune mente selvatiche tendono ad avvicinarsi un pochettino, quindi è un po' carattere intermedio come profumazione, ecco perché l'aroma ricorda questo. Se prendiamo le mente selvatiche, non proprio quelle da mojito, hanno questo profumo meno marcato, meno intenso e assomiglia vagamente a questo. Cioè, tu è una vita che ti dedichi alla botanica, vero? Da quando sei nato praticamente. No, un po' dopo. Però. Ecco, io sai che cosa ti ho indotto a dire con il mio lavaggio del cervello? Invece che menta, pinco qua la menta da mojito, ho rovinato un uomo, un altro, vabbè. Però citato poco fa, quindi mi è rimasto impresso, poi avvicina molto e chiarisce. Potresti perdere il lavoro a causa mia, non ti preoccupare, ti manterrò io con i miei allevamenti di piantine officinali. Allora, facciamo un riassunto. Se vogliamo piantare maggiorana, nepetella e origano, accorgimenti, quanta acqua, dove tenerle? Sono piante principalmente aromatiche, quindi acqua non troppo, ambiente terreno soffice, fresco, molto meglio un terreno tenace, compatto, in vaso, conche un po' grandi, vasetti, possibilmente un pochino più grandi di questi,
che possono drenare, quindi sotto un pochettino di ghiaia, di apilo, qualcos'altro che possa far fuoriuscire rapidamente l'acqua. Però d'estate quando fa caldo l'acqua ci vuole, c'è niente da fare. In terra quindi terreno soffice va benissimo. Poi sole, luce, fondamentale, evitare quelle zone troppo umide dove il meglio ambiente ventilato, semmai anche fresco, freddo va benissimo, ma non dove ristagna umidità. Se c'è nebbia, se c'è altro, si tengono all'aperto in modo che prima o poi la ventilazione aiuti, e se dovessero rimanere in serra o in un piccolo tunnel è importante che ogni tanto venga aperto, non solo per queste piante ma anche per tante altre piante, quindi l'aria è fondamentale, il ricambio d'aria e un po' di ventilazione. Che cosa ancora? Il freddo, certo, le piante andranno in riposo, in vaso, come per tante altre specie il freddo si manifesta maggiormente, come il caldo stesso sull'apparato radicale, ma nell'inverno devono fermarsi a vegetare, d'estate, come abbiamo detto diverse volte, vanno un po' riparate, un po' protette, perché quando la radice sente troppo caldo arresta il suo sviluppo e noi pensiamo che la pianta stia soffrendo perché non ha acqua, invece la allaghiamo e la andiamo a soffocare, a far morire. Altri aspetti, niente, ogni tanto potiamola, tagliamole tutte quante per farle caspare, per farle ricrescere maggiormente, per dargli forza, un po' come i tagli di ritorno stimolano poi dopo la crescita, l'accestimento, l'accaspamento e il nuovo sviluppo. E oltretutto utilizziamo quelle parti verde che abbiamo tagliato in cucina per utilizzi diversi, dall'insalata, dalla pizza, dall'aromatizzazione di carni, dalla preparazione di risotti, minestre diverse. Possiamo mangiarli insieme, anche mescolati tutte e tre insieme, perché no, danno profumazione diversa, oppure singolarmente a seconda dell'applicazione che si voglia fare. Allora, la piantina di cui vi stiamo per parlare è una piantina che si conosce in generale con un nome molto semplice che ricorda una pianta ben più famosa. Vi parliamo infatti tra poco della nepetella o mentuccia. È una piantina di cui sì, si conosce il nome, ma non se ne conoscono quasi mai le proprietà, perché comunque della menta sappiamo tutti che è buona per il mojito, ne abbiamo già parlato lungamente. La mentuccia non pare che vada bene per il mojito, è una pianta che ha delle proprietà molto particolari, quindi ancora una volta, ecco, io non mi dimentico spesso, scusate, di ricordarvelo, seguite i nostri consigli, però fate attenzione, ci sono delle dosi esatte, non fate il fai da te in casa da soli, andate sempre in affidatevi all'erborista che ha studiato, si è preso anche una bella laurea per poter essere competente in materia, come nel caso della nostra Valentina, a cui a questo punto, scusami, ti ho rubato moltissimo tempo, però secondo me è anche importante ricordare che il preparato erboristico, l'erboristeria ho preso, no ragazzi, attenzione, cioè si parla sempre di un preparato che ha delle indicazioni ma anche delle controindicazioni, perciò state sempre molto attenti ai consigli di Valentina, seguiteli sempre. E dunque, nepetella o mentuccia? Sì, viene chiamata anche con questo nome perché effettivamente sfregando le foglioline rimanda questo odore molto gradevole di menta. Non è raro infatti magari anche facendo una passeggiata poter assaporare questo odore molto gradevole di menta dovuto proprio alle esalazioni della mentuccia, nepetella, che è davvero diffusa, spontanea nei prati incolti o vicino ai fossi, vicino ai muri. È una pianta molto piccolina, quasi strisciante, dalla fogliolina molto minuta, ottimo il suo impiego in cucina come aromatizzante funghi, carciofi o altri intingoli, proprio per questo suo sapore che riesce a conferirgli, quasi fa venire voglia di assaporare. Quindi i famosi carciofi alla romana? Sì, la mentuccia è proprio dovuta a questa, oppure anche i funghi porcini aromatizzati alla fogliolina di nepetella sono davvero ottimi. E potendole così usare in cucina possiamo sfruttare le sue proprietà, un po' come tutte le labiate a cui la nepetella appartiene, di favorire le facoltà digestive, quindi in caso di areofagia, gonfiore o comunque anche problematiche a livello di difficoltà digestive in generale. Si rimane tutto sullo stomaco, un po' di mentuccia. Può essere molto utile già assaporandola con le pietanze stesse, le rendono proprio più digeribili.
e ha anche proprietà vulnerarie, quindi sembra utile come rimedio per le ferite e cicatrici. Un tempo si consigliava l'assunzione di un tè a base di nepetella non solo per, come dicevamo prima, favorire le facoltà digestive, ma anche perché la nepetella sembra anche tolga il senso del malinconia, dia un po' di gioia, felicità. Se siete in down, vai pur di tisana di nepetella, mi raccomando, tisanone di nepetella come se piovesse. Esatto, e poi in passato sempre veniva utilizzata per togliere un po' la potenzialità dell'alcol all'interno dei liquori, quindi no, quello lasciate stare. ha un uso che se ne fa poco, sì, ne fa diciamolo. poco, comunque volendo, proprio anche per, se uno prepara un liquore in cucina, può mettere qualche fogliolina di nepetella per togliere appunto le proprietà comunque. Sì. E allora, se non vi volete ubriacare, anche in questo caso sbattete pur la nepetella nel whisky distillato in cantina, no? Esatto, sì. E direi che il grosso uso della nepetella è questo, quindi viene maggiormente ricordata per le sue proprietà in cucina e comunque per le sue proprietà digestive. E allora scusate, io andrei a farmi 2 carciofi alla romana con un po' di mentuccia. Anche questa puntata in cui abbiamo scoperto le caratteristiche della maggiorana, nepetella e origano va a concludersi. Abbiamo scoperto per giunta anche tutto il lavoro dell'apparato digerente del lombrico, abbiamo scoperto che non puzza, tra l'altro, quindi oggi veramente è stata una puntata ricchissima di argomenti interessanti. Se riuscirò ad alzarmi da qui ci rivedremo anche la prossima, altrimenti bello! E questo è l'omaggio per voi del nostro amico Sauro. Io ti ringrazio, è vero che ho compiuto gli anni da poco, ma insomma mi basta il pensiero. È vitale per arieggiare il terreno, tenerlo soffice. Ah, ecco che meraviglia, mi raccomando, allevate dei lombrichi, allevateli, fanno benissimo al vostro terreno, state attenti a dove mettete i piedi, dico sempre io. Vi dico, se mi riesco ad alzare da qui ci rivediamo anche alla prossima puntata, altrimenti mi ritrovate sempre qui magari con qualche altra piantina. In ogni caso, sempre dal Giardino delle Erbe Officinali Augusto Rinaldi Ceroni col mio amico Sauro Biffi. Ciao! Ciao a tutti. Oggi andiamo a fare un ragù vegetale, proprio un ragù tipo carne, proprio con la stessa sensazione in bocca della carne, eccetera, però non andremo ad utilizzare la carne. La nostra carne oggi sarà del farro, dei semi di farro, che andremo a mettere in un tegame. Proprio senza metterlo a bagno, niente, non importa niente. In questo praticamente tegame andremo ad aggiungere del brodo e lo faremo cuocere per diversi minuti. Chiudiamo in maniera che non schizzi, lo lasciamo cuocere per alcuni minuti, dopodiché andremo ad aggiungere della comunissima salsa di pomodoro. Adesso lasciamo prendere il bollore. Una volta arrivati quasi a metà cottura e si è ristretto, abbiamo abbassato la fiamma, si è ristretto il brodo e si è allentato il farro, andiamo ad aggiungere un po' di erbette per dare un pochino di sapore. Mettiamo un po' di nepetella, un po' di foglioline di maggiorana, magari solo le foglioline perché sono più tenere, mentre i gambetti rimangono sempre un po' più duri, e un po' di foglioline di origano fresco. Per quelli che amano i gusti forti possono mettere anche dell'origano di quello più piccante, diciamo. A questo punto andiamo a inserire della semplice salsa di pomodoro. Chiudiamo il tutto mescolando di tanto in tanto. Una volta appunto che avremo ristretto il nostro sugo, ci troveremo con un sugo di consistenza simile a quella del ragù di carne, però come avete visto senza carne assolutamente.
ed eccolo qua. Un sugo col quale noi possiamo condire la pasta tranquillamente ed ha la stessa consistenza, diciamo, dei cicciottini di carne senza esserci assolutamente nulla di animale. E allora, avete seguito la ricetta di Katia? Se per caso vi siete persi qualche passaggio potete rivederla, come del resto tutta la puntata di Più Bio sul nostro canale YouTube, quello di DTV. Ma adesso pronti, mettiamo via le pentole e iniziamo a prendere appunti. Già, prepariamoci da stasera, perlomeno psicologicamente, perché domani è la puntata in cui parliamo di nuove tecnologie. Domani in particolare Giuseppe Valentino ci parlerà di impianti elettrici domestici e tipologie di differenziali. Non so cosa voglia dire, ma tanto domani seguendo Giuseppe lo scoprirò. E ancora ci verrà spiegato come accendere la luce da più punti, ossia ci verrà spiegato come costruire un relè passo passo, e infine Giuseppe smonterà uno dei falsi miti della scienza. Quali? Per saperlo seguiteci domani, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Ciao!